Siena. Sono cominciate oggi le fasi finali dei campionati italiani di salto ostacolo. Il titolo verrà assegnato domenica prossima, sono 3 le prove in programma, quella odierna è la prima ed è in una categoria a tempo tabella C, vale a dire velocità 400 metri al minuto. Accanto a noi abbiamo Marcello Mastronardi, direttore di campo da anni e anni e anni. Buongiorno Mastronardi. Buongiorno a lei. Buongiorno a lei. Vogliamo raccontare un po' questo percorso, i trabocchetti, le opzioni mentre scorrevano le immagini? Giustamente, come ha detto, più che trabocchetti le opzioni, perché essendo una tabella C la caratteristica di questa gara è la velocità e la maneggevolezza. Ci sono 3 o 4 occasioni di taglio che consentono proprio di recuperare, eventualmente anche con l'errore. Infatti fino a questo momento abbiamo in testa un cavaliere che con un errore conduce alla classifica provvisoria. Ed è Duccio Bartalucci. Sul campo di gara invece in questo momento Jerry Smith che monta Constantin, un cavallo olandese di 10 anni. Primo posto nella classifica provvisoria per Constantin. Jerry Smith si piazza al primo posto provvisorio, dunque davanti a Duccio Bartalucci, il tempo 74 secondi e 98. Un magnifico, un ottimo percorso quello di Jerry Smith, a parte il fatto che non ha commesso errori, ma ha sfruttato tutte le occasioni che c'erano per guadagnare del tempo e infatti è stato premiato col passare al primo posto della classifica provvisoria. E credo, con i cavalli si dicono sempre stupidaggini, ma credo che sarà difficile batterlo. Diciamo naturalmente che le penalità sono tramutate in secondi e aggiunte al tempo effettivamente impiegato. Esatto. Questa è proprio la caratteristica di questa gara, che una barriera a terra anziché le 4 penalità classiche invece si tramutano in 5 secondi sul tempo. Manuela Bedini su Desiree di San Benedetto. Vorrei dire ai telespettatori che il cronometro che vedono sul teleschermo non è quello ufficiale, quindi noi di volta in volta daremo effettivamente il tempo. Sì, in effetti quella è solo un'indicazione. Un'indicazione. Seguiamo allora Manuela Bedini. La quale Manuela Bedini con questa cavalla ha fatto un'annata ottima, anche a Punta Ala ha fatto un magnifico percorso in un Gran Premio Italia. La cavalla è Desiree di San Benedetto ed è un olandese di 11 anni. Non sta galoppando molto, ma evidentemente mira soprattutto al netto più che al tempo. Abbiamo notato, Mastronardi, che se possibile uno dei trabocchetti che lei più insidiosi sono proprio relativi al tempo. 81 il tempo massimo, pochissimi cavalieri sono riusciti a fare meno di 81 secondi. Esatto, ma come le dicevo la caratteristica di questa gara, ma peraltro di tutte le gare del campionato, è la velocità di 400 ed è risaputo che la velocità di 400 è molto punitiva perché richiede al cavallo un'azione molto veloce. Ultimo ostacolo quindi, 0 punti di penalità. È un fuoritempo. Però è fuori il tempo massimo di 2 secondi e 50, quindi il tempo totale è di 86 e 50. Si piazza Manuela Bedini al 6° posto provvisorio. Esatto. Tempo 86 e 50, 3 per il tempo. Ecco, come dicevamo, la Bedini ha puntato più sulla precisione, cioè sul netto, che non sulla velocità. Una magnifica panoramica del campo, che è molto bella la località e tutto questo che ci circonda, come ha visto, che la panoramica di prima è splendida. Il panorama è stupendo, peccato Certo. per il tempo, piove, è freddo e noi la ringraziamo per il suo coraggio. Ma d'altronde, guardi, ad ottobre c'era poco da sperare. Stare qui fermo in postazione, la ringraziamo. Di nulla. Allora, al concorrente che al termine della gara avrà ottenuto il minor tempo verrà attribuito un punteggio pari a 0. Ai cavalieri che seguono verranno invece attribuiti tanti punti quant'è la differenza tra il loro tempo e quello del cavaliere primo classificato. Consuelo Palmerini, in sella Queen of Diamond, un olandese di 14 anni. Appena affrontato la gabbia. È una gabbia di verticali, piuttosto insidiosa, perché i verticali sono sempre... danno fastidio. Sì, perché
ci vuole molta precisione. Questa è una linea che ha creato parecchi problemi. Per ora è un buon netto. Fino a questo punto sì, è un'ottima... È anche abbastanza veloce. Direi di sì, qui ha fatto un'ottima tagliata. E mi pare che anche come azione, pur non essendo velocissima, ma è fra le più veloci. Comunque un percorso selettivo. Non c'è dubbio, d'altronde siamo in una serie di un campionato, quindi deve veramente venire fuori il miglior binomio alla fine dei 3 giorni. Questa cavalla è ben conosciuta dal pubblico italiano perché ha vinto il Gran Premio Roma. E con il suo precedente proprietario, il cavaliere belga. Quindi 76 secondi e 41. È rimasto nel tempo. È rimasto nel tempo ed è anche un buon secondo posto provvisorio. 76 secondi e 41, secondo posto nella classifica provvisoria. Ottimo percorso. Sì, ricordiamo naturalmente che in testa c'è Jerry Smith. Jerry Smith. Lei ha pronosticato che Jerry Smith difficilmente verrà superato. Ma come avevo detto prima, con i cavalli basta dire qualcosa sui cavalli. Tanto rivediamo le fasi rallentate. Ottima cavalla, d'altronde se non fosse stata così non avrebbe mai potuto vincere un Gran Premio a Roma. Il tenente Enrico Gasperini su Quastor, cavallo francese di 12 anni. Ecco, come numero 3 va a affrontare un verticale già di 1,50. Con un dietro front che invece lui prende molto alla larga, quindi a scapito del tempo, c'è una triplice anch'essa di 1,50 per 1,80 di largo. E qui adesso Sabia alla gabbia di verticali, di tavole barriere. Di cui abbiamo già parlato. Abbiamo già detto. Come le dicevo, abbastanza insidiosa, come vede. Anche questo è un ostacolo abbastanza interessante perché è un passaggio di sentiero su un fosso con acqua. È in linea a seguire con 6 tempi una gabbia verticale largo. Ecco, questo verticalino che è un fronte stretto di 3 metri ha creato parecchi errori. Questa è una classica gabbia di Ox a 2 tempi, dove il cavaliere paga lo scotto di essere partito un po' grande. Ultimi 2 ostacoli per Gasperini. Qui c'è un'opzione, no? Sì, ce ne sono 2 addirittura di opzioni. Sbagliato l'ultimo ostacolo. Aspettiamo dunque il tempo ufficiale. Di molto fuori tempo. Avevamo già visto al principio del percorso che fra il 3 e il 4 è venuto quasi allo steccato, quindi... Un totale di 131 secondi e 82 centesimi. Ancora le fasi rallentate. Ecco dell'errore. Sulla gabbia. Sulla gabbia di Oxer. 81, Mr. D in campo, Giovanni Lucchetti. Giovanni Lucchetti su Mr. D, un olandese di 9 anni. Ancora le immagini larghe dello splendido scenario di La Bagnaia. Per cortesia in giuria. E prende il via la gara di Lucchetti. Nonostante le assenze di Gianni Govoni e Roberto Arioldi, dobbiamo dire che il campo di partecipazione è molto valido. Ci sono migliori cavalieri italiani. Mancano solo i 2 che lei ha citato e Guido Dominici. Gli altri ci sono tutti presenti. D'altronde per un campionato è titolo di onore parteciparvi. Arnaldo Bologna invece in un primo momento sembrava avrebbe dovuto partecipare, invece poi non aveva la sua cavalla, invece ha preso parte con un cavallo improvvisato praticamente, che ha totalizzato 98 secondi e 03.
solo ostacolo ha battuto, quindi 5 secondi di penalità fino a questo momento. È anche un buon tempo. È anche un buon tempo. Il tempo è di 78-88, il totale 83 e 88. 5 secondi di penalità naturalmente per aver abbattuto un ostacolo che abbiamo visto in questo momento. 88, di cui 5 agli ostacoli. Quarto posto nella classifica provvisoria. Si piazza comunque alle spalle di Bartalucci, quarto in classifica generale provvisoria. La ricordiamo: al primo posto Jerry Smith con 74 secondi e 98, al secondo Palmerini con 76,41, al terzo appunto Bartalucci con 82,40. Il sergente maggiore Stefano Nogara sui Glue, l'olandese di 11 anni. Vorrei, se me lo consente, far seguire completamente il percorso fin dal numero 1, proprio per dare anche ai telespettatori l'idea l'opportunità di guardare. Certo. Il numero 1 è un muretto con barriera che è già 1,42 m, con una deviazione a sinistra. Andiamo su un passaggio di sentiero sul quale siamo già a 43-47 per 1,50. Ancora una deviazione a destra per affrontare un verticale di 1,50, altezza massima prevista per questa gara. Dietro front, su se stesso una triplice di 1,50 per 1,80 di larghezza. Sul 5 una gabbia di verticali, 1,47 al primo, 1,50 al secondo. A seguire, con una piccola deviazione a sinistra, un passaggio di sentiero 45-50 per 1,60. Dietro front ancora un passaggio di sentiero su acqua 46 pari. In linea gabbia verticale 1,45, uscita Oxer con 1,47 per 1,60 di largo. Rientrando sempre nella gabbia un verticale anch'esso di 1,50. Ecco la gabbia di Oxer, 1,45 e 1,47, entrambi a barriere pari, a due tempi. Qui ci sono la classica opzione che mi pare che il cavaliere ha scelto, quella di mezzo, non la più stretta. Non ha rischiato troppo. Ha rischiato non troppo, 1,50 anche questo, e finiamo su 1,48, un rustico classico. Benissimo, grazie Mastonardi. E allora vediamo anche il tempo di Nogara, che è di 99,61. Nogara che nell'88 si è aggiudicato l'oro di squadra nei campionati del mondo militare di Fontainebleau, dove ha vinto anche l'argento individuale, e abbiamo visto appunto l'errore. 2 per il tempo e 15 agli ostacoli. È in campo il numero 83 Finks, Lorenzo Braghieri. È la volta di Lorenzo Braghieri, monta Finks, cavallo tedesco di 9 anni. Contemporaneamente ai Seniores si sta svolgendo anche la fase finale dei campionati italiani riservata agli Young Riders. Diciamo che questa mattina al primo posto si è piazzato Manuele Formelli davanti a Camilla Bruni e Carolina Cagliotti. Lorenzo Braghieri alla gabbia.
Mastronardi, sembra quasi che i cavalieri preferiscano non abbattere l'ostacolo piuttosto che rischiare in velocità. Non c'è dubbio, anche se secondo me dipende. Sbagliato. Sì, perché abbiamo già visto che anche con un errore o con due errori si può stare ancora nei primi posti, se si galoppa e se si fanno le opzioni giuste. Giuste. Anche Braghieri non è particolarmente veloce, tra l'altro non è neppure preciso perché ha già battuto 2 ostacoli. Intanto il primo risultato a sorpresa, se mi consente Mastronardi, è il fatto che Filippo Moyersen si sia ritirato in sella all'Oro Piana Dugano. Dugano è strano perché in effetti si è ritirato dopo il numero 7, dopo i 2 errori fatti Sì. sulla gabbia verticale Oxe. Fino a quel punto era netto, o avrà sentito qualcosa che al cavallo che non andava, perché in effetti fino a lì era andato benissimo, è solo incappato in quei 2 errori in quella gabbia. 88 secondi e 28 dunque per Braghieri. 85. E adesso un cavaliere da seguire con estrema attenzione. È sul campo di gara Emilio Puricelli. Classe 55. Monta un cavallo di San Patrignano. Sì, Questa scuderia che... è l'unico cavaliere italiano che monta i cavalli di San Patrignano, Esattamente. perché come è stato anche pubblicizzato su tutta la stampa, San Patrignano ha preferito affidare i suoi cavalli a cavalieri esteri. Ebbene, allora seguiamo Emilio Puricelli. Bene sull'1, anche sul 2. Indenne anche la gara. Molto preciso, fluido, molto fluido, fluido. molto preciso fino a questo punto il percorso di Puricelli. E comunque i migliori cavalieri italiani fino a questo momento si stanno mettendo in evidenza. Insomma, Duccio Bartalucci, Jerry Smith. Non c'è dubbio che è un momento in cui c'è più di un cavaliere italiano che sta, per usare un termine in gergo, sta emergendo. Sì, non per niente, Arioldi nel concorso di Arus ha vinto una categoria e anche ottenuto un secondo posto. Certo, ma anche a Palermo, nella famosa Coppa degli Assi, gara piuttosto impegnativa, ha vinto un cavaliere italiano davanti a Guido Dominici. Guido Dominici, davanti a degli esteri molto agguerriti. Certo. E infatti Emilio Puricelli ha un percorso netto, il tempo è molto basso, quindi un buon tempo, 76 secondi e 78. Terzo posto nella classifica provvisoria. Infatti Puricelli più che galoppare ha girato molto bene, molto stretto. 76 e 78, ricordiamo che il tempo da battere del tempo Quindi in la classifica posta, provvisoria, 74, primo Jerry Smith. 98. E in campo Daniele Del Marco su Volanda numero 86. Secondo Duccio Bartalucci e terzo appunto Emilio Puricelli. Daniele Del Marco su Volanda. Cavallo olandese di 9 anni. Non sta galoppando molto, ma sta girando abbastanza bene, abbastanza stretto. Infatti anche per affrontare la gabbia di verticali Potrebbe essere un outsider. no, decisamente. A questo punto no. Possiamo dirlo tranquillamente, perché la sua girata un po' stretta Insomma, gli ha procurato una fermata. Ha ripreso comunque la Ha gara. ripreso la gara, sì. Sì. Non diciamo più niente a questo punto. No, poveretto. nulla.
anche perché era partito abbastanza bene. Ecco la linea che dicevamo prima, il passaggio di sentiero su acqua seguito a 6 tempi da una gabbia con entrata di verticale, e come abbiamo detto prima abbastanza insidiosa, vede, infatti ci sono spesso degli errori. Indenne invece in questo verticale che avevamo detto aveva Sì, creato anche parecchi questo ha problemi. creato, ma questo lo crea soprattutto perché è un fronte molto stretto, ed è molto delicato come ostacolo. Non ha fatto l'opzione, anzi ha preso la strada più comoda, Ma tanto ormai l'importante, a scapito del tempo comunque. infatti il tempo naturalmente è molto alto, E 96 secondi e 06. c'è per giunta una fermata che gli ha fatto perdere molto Certo. tempo. Il totale quindi è 117 secondi e 06 centesimi. Rivediamo ancora È in campo le fasi rallentate dell'errore del rifiuto. È andato dritto sull'ostacolo. 117 secondi e 06, 5 agli ostacoli e 16 per il tempo. Una mazzone che potrebbe far bene Cristiana De Vincenzi, Mastronardi. Sì, sulla carta potrebbe fare un buon percorso, dipende dallo stato di forma della giornata, perché come al solito con i cavalli c'è sempre da aspettarsi qualche sorpresa, perché poverini fra l'altro non parlano e non ci dicono se stanno bene, se stanno male, se hanno male. Noi naturalmente dopo quello che è successo a Del Marco non diciamo che si potrebbe trattare di Infatti, infatti non lo diciamo. Ai. Un brutto errore. Un brutto errore, il cavallo non ha coperto la larghezza, ha sottovalutato la mazzo nell'ostacolo che è comunque largo quasi 1,90. Errori di valutazione. Sì, molto spesso più che di valutazione dipende da come si presenta dopo una girata così abbastanza stretta come ha fatto lei. Può capitare di non essere pronta ad intervenire per spingere il cavallo in avanti. 10 secondi di penalità dunque fino a questo momento agli ostacoli. Manca ancora la gabbia. In uscita tocca ma per resta. sua fortuna non cade. Come noi diciamo in gergo, toccò ma non cadò. Ed ecco l'ultimo ostacolo. Quindi il tempo è alto, 88 secondi e 18 centesimi, 10 secondi di penalità per gli ostacoli, il totale 106 secondi e 18. Posizione di rincalzo, 20° posto provvisorio per Cristiana De Vincenzi. Numero 97 Ago Giovanni Consorti. Fuori della grossa, step 100. Giovanni Consorti monta un cavallo italiano, Ago. 8 per il tempo. Sì, un cavallo italiano, uno dei pochi presenti in questo concorso, in questo campionato. Infatti. Anche se in questi ultimi tempi già qualche cavallo italiano comincia ad emergere e da uscire fuori. Giovanni Consorti che sbaglia in questo largo. Un rientro molto stretto sul cancellino, molto stretto, Troppo, l'avevo anticipato. troppo stretto. Troppo stretto. Ci riprova, vediamo adesso cosa farà.
No, ma la fermata era proprio dovuta Sì. alla girata piuttosto stretta. Errore di traiettoria, quindi. D'altronde questa gara, se non rischi, giustamente lui ha provato a rischiare per guadagnare del tempo avendo già qualche errore. Ma direi più che decorosa la prestazione di questo soggetto italiano. Certo. Vediamo dunque il tempo complessivo. 100 secondi e 51 centesimi. Tanto Mastronardi, diciamo che alla gara di domani hanno diritto a partecipare tutti quanti i cavalieri, tutti, mentre poi alla gara finale di domenica sono esclusi soltanto gli eliminati e i ritirati. certo, naturalmente. Mentre nella gara di domenica si qualificheranno solo i migliori. I primi 20. 135 secondi e 50. Abbiamo visto nella cronaca diretta il miglior percorso, che è quello fatto registrare da Jerry Smith. Questo invece è Duccio Bartalucci, che abbiamo detto essere in seconda posizione provvisoria, e ve lo riproponiamo. Vogliamo commentarlo insieme, Mastronardi? Sì. Parte a mano sinistra col Zamira ed è già deciso, perché già sull'1-2 già comincia a galoppare in avanti, quindi Bartalucci punta non soltanto sulla precisione ma soprattutto sulla velocità, ma quello che noto soprattutto sulle tagliate. Guardi per andare sulla triplice, mentre qua moltissimi hanno compreso la fotocellula, lui ha già girato strettissimo. Cavalla di molta esperienza, di molta qualità e, come vede, molto precisa. Anche il cavaliere però. Ah beh, il cavaliere di vecchia esperienza anche lui, pur essendo giovane, ma ha vinto anche un titolo italiano, insomma. Sì. Il titolo italiano, ha fatto spesso parte certo. del Coppa delle Nazioni. Se non sbaglio anche quest'anno è stato in Coppa, che è stata vinta dagli italiani a Dublino, a Isted. Quindi seguiamo ancora le fasi conclusive di Duccio Bartalucci prima di tornare in diretta, dove sul campo gara c'è Antonella Ottaviani. La gara di Duccio, con molte ottime girate che gli ha consentito, appunto, malgrado l'errore, di piazzarsi in ottima posizione. E le immagini dunque tornano in diretta. Antonella Ottaviani, dicevamo, che monta Condor, un olandese di 10 anni. È cominciata la gara di Antonella non molto bene subito, con un errore al numero 2. La cavallo non ha coperto il largo. La girata sulla triplice è abbastanza stretta, ma come vede il cavallo non galoppa alla velocità di 400, è piuttosto lenta come andatura. D'altra parte questo prevede la tabella C, 400 metri al minuto, già lo abbiamo detto, ma lo ripetiamo. Bene, sulla gabbia. Insomma, deve ancora crescere questa Antonella. Ma una prova poco fortunata, direi, questa. Ci vuole anche un pizzico d'esperienza, Per dei campionati, per poter fare un campionato che ha un'altezza già ragguardevole, certamente l'esperienza conta molto. 104 secondi e 71 il tempo totale. Ancora le fasi rallentate relative all'errore sulla gabbia. Sull'entrata della gabbia di Oxer. Sì. Condor, tempo 104 secondi e 71, di cui 10 agli ostacoli e 7 per il tempo. Per fortuna Mastronardi ha smesso di piovere. Speriamo che regga, perché stasera devo lavorare per domani, quindi perlomeno spero di non bagnarmi, a parte il freddo che quello me lo prendo, ma almeno spero di non prendere l'acqua.
Comunque il terreno sembra reggere molto bene il No, mantello. no, assolutamente non c'è problema per il terreno. Adriano Gigli monta Tam Tam, cavallo romeno di 10 anni. Romeno, sì. È uno dei pochi a questi livelli, inconsueto. peraltro. Sì, sì, ma soprattutto a questi livelli. E il cavallo ha Qualità. sì, ha qualità, l'abbiamo anche visto nel concorso di Palermo, dove si è cavata con un solo errore nella Coppa degli Assi. Anche quello non era un percorso da regalare niente a nessuno. Affronta male questo verticale. E lì è un errore proprio del Ingabbia cavaliere. il cavaliere, Sì, una chiamata in più e un'altra ancora qui. Quindi troppo sotto l'ostacolo. Sì, si è avvicinato troppo. Vediamo come se la cava su questa linea. Giusto, se i tempi giusti se la cava indenne. Un rientro sul famoso cancellino Bilba che gli costa Che gli l'errore. costa altri 5 secondi. Altri 5 secondi di penalità. Decisamente non una delle migliori edizioni del cavallo. Avevamo detto però come oltre al cavallo può sbagliare anche il cavaliere. Ah, non ci sono dubbi. Questo è lo sport che si fa comunque in due. Esatto, il binomio, il famoso Certo, binomio. il famoso binomio. 14° posto provvisorio dunque per Adriano Gigli. 90 secondi e 20. Tam Tam, tempo 90 secondi e 20. Loris Pugliatti, classe 1972. Dunque un giovane. Belli i cervi, guardiamoli. Sì, della riserva. Abbiamo incontrato molti animali. Sì, sì, fagiani, cervi, c'è di tutto. È veramente un paradiso terrestre quest'angolo di Toscana. C'è anche un cagnolino sul campo gara che non vuole uscire. È in campo Loris Pugliatti sul ramino numero 107. Ecco, Pugliatti, anche se è giovanissimo, È giovanissimo, però ha molta esperienza perché ha cominciato già ad emergere quando era junior, a 15 anni, e ha fatto sempre delle belle cose. Questo è un cavallo col quale lui è particolarmente affiatato perché lo monta da moltissimi anni. Questo è probabilmente l'ultimo percorso che riusciremo a seguire in diretta. Purtroppo dopo Pugliatti c'era Valerio Sozzi. Comunque per i risultati finali diamo appuntamento alle prossime edizioni dei giornali della TGS. Vediamo comunque se riusciremo a seguire anche la prova di Valerio Sozzi. Intanto seguiamo Pugliatti. Ecco, Pugliatti evidentemente, come abbiamo già visto altri cavalieri, puntano più al netto che non al tempo. Buona fin qui la prestazione di Pugliatti, anche se non veloce, perché decisamente sta galoppando molto piano. Ultime fasi della sua prova. Gli mancano ancora 2 ostacoli. È molto lento. Sì, molto. E infatti chiude con un notevole fuoritempo, pur sì. essendo netto agli ostacoli. 93 secondi e 07. È una tattica di gara non azzeccata, infatti. Per questo tipo di gara certamente no. Infatti si piazza al 22° posto, 106 secondi e 07 il totale. Ci dicono dalla regia che siamo in grado di seguire anche la prova di Valerio Sozzi. Per fortuna. Bene. Vediamolo. 106 secondi e 07, 13 per aver superato il tempo massimo.
monta Gaston M. E Valerio Sozzi è sempre molto ben montato, ha sempre dei cavalli di molta molto qualità. concentrato. Anche lui sì, e poi ha fatto molta esperienza in quest'ultimo periodo. Attende ancora qualche istante. Ultima concentrazione. Sembra che miri al tempo, almeno dalle prime battute. Come tutti i migliori, insomma. L'esperienza conta, si sa che l'esperienza suggerisce questo Anche tipo di... anche il cavallo è velocissimo. Sì, ma il cavallo è veloce se il cavaliere lo manda veloce. Molto buona fin qui la prova di Valerio, un rientro sul cancellino Famoso. Indenne. ottimamente superato, la gabbia di Oxer. Molto bene anche qui. Sì. Ecco, l'opzione la più stretta ha preso qua. Però gli è costata cara. Quella è un rischio, fa guadagnare molto tempo ma è rischiosa. Sì. Il tempo di 72 secondi e 87. Tempo eccezionale, Più infatti. Sì, però più 5 Più secondi 5. di penalità. Quindi 77 e 87. Si piazza al quarto posto, ricordiamo il primo posto di Smith, il secondo di Palmerini, il terzo di Puricelli e il quarto appunto il suo. Quindi il tempo a nostra disposizione è scaduto, la gara non è ancora finita, ma contiamo di dare il risultato conclusivo della prima giornata nell'intervallo della partita di basket. A me non resta che ringraziare il regista Nazareno Balani, l'esterna 1 di Ancona, Caterina Vagnozzi per il prezioso aiuto e naturalmente Marcello Mastronardi per la disponibilità. A voi che ci avete seguito, l'appuntamento è per dopo.